Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questo primo ciclo di interviste dedicato alle Yoghiadi 2022, ai nostri nuovi giudici nazionali e regionali che si sono qualificati e alla formazione continua. Iniziamo questo ciclo che ci vedrà impegnati per questi ultimi mesi del 2021 e poi ci incontreremo costantemente nel 2022 per tenervi sempre aggiornati su tutti diciamo i fatti che si stanno muovendo nell'ambito della formazione continua e del settore ginnastica e yoga, appunto con le Yoghiadi 2022. Noi siamo sempre in compagnia con Paolo Proietti, il maestro Paolo Proietti, la maestra Lina Coppola, che oggi è la nostra ospite principale di questo incontro, con la quale appunto noi cercheremo di capire quali sono state le sue esperienze sotto questi due fronti. Cioè lei ha partecipato al primo corso di formazione giudici che abbiamo indetto nel 2021 proprio per cercare di creare un'identità e qualificare questa figura del giudice delle Yoghiadi, perché è importante che oltre al regolamento si andasse lì poi a comprendere quali sono i criteri e come valutare questi criteri. Questo fantastico lavoro è stato migliorato e messo a punto dalla commissione tecnica organizzatrice, che è composta appunto da Paolo Proietti, da Flaminia Tolomeo e da Michela Manopella, e poi lo abbiamo reso disponibile appunto attraverso il corso di formazione che i giudici già insegnanti già piuttosto che esperti, però hanno imparato ad approfondire come devono essere appunto valutati questi criteri di valutazione. Noi abbiamo quindi con noi oggi la maestra Nina Coppola e volevamo chiedere qual è stata la sua esperienza in questo nuovo e primo corso di formazione per giudici delle Yoghiadi. A te la parola, Lina. Buonasera Nunzio e buonasera ovviamente a tutti i spettatori, coloro che ci seguono. La mia esperienza, bene, innanzitutto la formazione, diciamo, per diventare giudice si è svolta, come diceva Nunzio, quest'estate e si è svolta su una piattaforma Sportata molto ben organizzata, quindi io mi sono trovata veramente bene. Era ben strutturato, come ben strutturati sono ormai i parametri per dare una valutazione a quello che magari uno potrebbe immaginare lo yoga. Come faccio io a giudicare una posizione piuttosto che insomma un approccio? E devo dire è stato molto piacevole vedere come le persone che si sono occupate di dare una struttura a questa valutazione abbiano preso, come le persone abbiano preso in considerazione dei parametri molto molto precisi, e quindi noi come studenti per diventare giudici eravamo molto ben guidati da video e da materiale cartaceo. Devo dire, non avrei mai pensato che si potesse andare così adentro in una valutazione di qualcosa che forse apparentemente sembra quasi impossibile, no? Cioè, come faccio a valutare una posizione yoga che non è una posizione acrobatica, né tantomeno è ginnastica ritmica? Quindi da questo punto di vista devo dire mi sono trovata veramente bene, molto ben strutturato. Ripeto, non sto qui a ripetere tutti i parametri, però per chi volesse intraprendere la carriera o comunque il percorso di giudice, troverà un percorso che tiene insieme molto bene una guida per quello che è un'attività difficile. Giudicare un percorso, una posizione, non è altrettanto come eseguirla. Quindi mi sono sentita molto bene seguita e retta. Io direi, ci tengo a dire che Lina è comunque una delle nostre insegnanti di eccellenza, perché ho qui la tua biografia e ci vorrebbe una trasmissione solo per questo. Tu sei madrelingua tedesca, laureata in storia del teatro e dello spettacolo, oltre a praticare e insegnare yoga da 30 anni, sei anche attrice, danzatrice, ti sei formata con Donna Holeman e insomma ne hai viste di tutte e di più. È un orgoglio per noi avere insegnanti come te. E so che hai partecipato anche al programma di formazione continua insegnanti Yoga Zen.
Vuoi parlare anche di questa esperienza? Sì, allora, non dimentichiamo che all'alba dei 60 anni è ovvio che negli anni delle esperienze, non che non si possono fare a 20 anni, però questo curriculum è dato anche da oltre 30 anni di pratica e la mia curiosità, diciamo, mi ha spinto spero, penso che chiunque intraprenda un percorso yogico che alla fine poi è ricerca, come un archeologo, no? Piano piano si va sempre più nel sottile. La mia intenzione non è fermarmi mai, andrò avanti fino ai 90 anni e trovando un ambiente, ecco, è un onore grande per me fare parte dell'ambiente Xen e dell'ASD Yoga Citra, che poi sarà organizzatore delle Yoghiadi regionali del Veneto a breve. Quindi la curiosità mi ha spinto a intraprendere questa formazione che ancora una volta è strutturato in 15 ore annue, quindi un periodo circoscritto per 4 anni per diventare ancora una volta formatori. Pur essendo già da tanti anni un insegnante, quindi già formatore se vogliamo, andare avanti per formare formatori è tutta un'altra cosa. Cioè, non è la classe, per carità, con persone che praticano già da anni e anni, ma formare formatori è molto, a mio avviso, molto più complesso e richiede un qualcosa, una struttura idonea particolare, come è stato proposto da Xen. E io ne sono molto felice. Bene, siamo felici anche noi di avere questo feedback e quindi la domanda che viene spontanea è questa. Consiglieresti ad altri insegnanti di partecipare a questo nuovo progetto nazionale della formazione continua per insegnanti Yoga Xen? Assolutamente sì, e non solo che sembra che vi stia facendo delle svialinate, non solo per come è strutturato sempre il programma, ma anche per il fatto che abbiamo la possibilità di venire in contatto tra di noi. Quindi quest'idea della comunità, no? Io attraverso la formazione ho potuto conoscere altri insegnanti yoga, conoscere voglio dire sul campo, cioè attraverso le varie lezioni che si sono svolte e quindi ampliando anche il mio raggio di conoscenza e poi non dimentichiamoci che arriviamo quasi tutti da diversissime esperienze, pur essendo tutto all'interno dello stesso contenitore yoga. E questa cosa la posso solo consigliare, è un'esperienza veramente unica, che dura nel tempo, perché con alcuni veramente siamo in contatto ormai, ci scambiamo. Ecco, la ricerca non si ferma, la formazione è una formazione, come dice il nome, continua, va avanti. Come dice Nunzio, formarsi sempre, fermarsi mai. Esattamente, sì. Sì. Senti, io so che tu il 20 febbraio prossimo farai parte della giuria delle Yoghiadi regionali Veneto e so anche che tu hai partecipato come atleta alle Yoghiadi. Hai Sì. pure preso la medaglia di bronzo nel 2020. Sì, Ecco, nel 2020. vorrei chiederti cosa ne pensi di questa esperienza, sia come atleta sia come giudice delle prossime Yoghiadi regionali. Sì. Allora, come atleta all'epoca non nascondo che avevo un attimo ecco, come dire, un approccio, non dimentichiamoci che dura 1 minuto il video, quindi entro questo minuto dai un'immagine di quello, o meglio, vivi quella posizione a tutto tondo. E la cosa è abbastanza, come mi viene solo una parola straniera, ma è challenging. Quindi mi ricordo che era una cosa al di là della posizione, challenging proprio come approccio. Però nell'averla vissuto poi è stato anche lì un'esperienza meravigliosa, perché comunque hai il sostegno dei tuoi compagni che stanno dietro di te, e questo è yoga per me, cioè non è più la singola posizione che tu esegui e fai nella tua, diciamo, quasi individualità. Si è creato un spirito di gruppo all'epoca che nutre
che è stato favoloso, quindi questa esperienza. Poi il terzo posto non avrei mai pensato, è stato, diciamo, bello come esserci arrivato anche solo a fare quel minuto di video, è stata un'esperienza meravigliosa come atleta. Come giudici adesso sarà altrettanto challenging il 20 febbraio, quando ci saranno, 20 febbraio 22, quando ci saranno le regionali, quindi assieme non sono ancora una volta da sola, bensì saremo in un gruppo ancora una volta con Paola Compagnone, Enrica Bertazzo, poi c'è Laura Nalin e Andrea Ferrazzoli, quindi ancora una volta un'esperienza che vuole mettere assieme, cioè vuole dalla regione poi spaziare, si inizia nel Veneto per poi si spera prendere veramente ogni regione e poi incontrarsi tutti quanti a Roma. Quale esperienza più meravigliosa? Speriamo. È proprio vero che lo yoga non si ferma, non si è fermato in questi 2 anni bui e adesso ricominciamo. Riprendiamo. Potrei aggiungere che secondo me non solo non si è fermato, ma ha fatto dei balzi, a mio avviso, in Italia meravigliosi, meravigliosi, veramente chapeau, grazie a Xen e grazie agli organizzatori che si sono spesi in un tempo veramente difficile. Abbiamo ampliato gli orizzonti, sia sul versante video, sia sul versante online, ma questo ha avuto delle ripercussioni poi in sala anche, per cui ha aperto veramente ancora una volta tantissimo. Ah, perfetto. Molto bene, molto bene. Noi davvero ti ringraziamo per questa testimonianza che così ci dà il via per questa nuova stagione a riprendere con sempre più fiducia in quello che abbiamo fatto e in quello che faremo. Quindi ti ringraziamo veramente tanto e chiaramente lanciamo già da adesso un invito a tutti i giudici già qualificati, nazionali, regionali, agli studenti, coloro che sono nell'elenco di eccellenza della formazione continua, a contattare o me o Paolo per appunto portare la propria testimonianza con questo ciclo di video interviste che inizia appunto da questa sera in avanti. Quindi io ringrazio Paolo, ringrazio Lina e lascio la parola a voi per salutare gli amici che ci stanno ascoltando. Grazie a te Nunzio, grazie a Xen. E Lina, tieniti pronta la prossima settimana perché penso che intervisteremo tutti i giudici delle Yoghiadi regionali Veneto perché è il primo comitato che ricomincia, che inizia, un nuovo inizio. Quindi la prossima settimana, mi raccomando, Yoghiadi regionali Xen Veneto. Yoghiadi regionali Xen Veneto. 2022 ci saremo assolutamente. Grazie a tutti. Invito a partecipare. Grazie a voi. Buona Buona serata. serata.